buonasera e benvenuti a Sette Sera. La puntata di oggi vede come protagonisti i bambini. Dovete sapere, anzi lo sapete perché purtroppo se ne parla molto, che nel mondo sono migliaia i bambini che vivono in condizioni di salute veramente precarie. Nei paesi in cui vivono questi bambini spesso mancano le strutture ospedaliere adeguate, mancano le strumentazioni mediche, spesso mancano addirittura gli stessi farmaci per aiutare questi bambini a superare addirittura il primo anno di vita. Allora questa sera non solo parleremo di questa situazione, ma cercheremo di capire insieme all'associazione Aiutare i Bambini tutto ciò che noi veramente con poco possiamo fare per aiutare questi bimbi a ritrovare il sorriso e soprattutto una nuova vita. Allora vi presento subito i miei ospiti. Buonasera a Goffredo Modena, presidente della Fondazione Aiutare i Bambini. Buonasera e benvenuto. Buonasera, grazie. E buonasera anche al dottor Stefano Marianeschi, cardiochirurgo e responsabile del reparto di cardiochirurgia pediatrica all'ospedale Niguarda di Milano e medico per moltissime missioni di Aiutare i Bambini. Buonasera e benvenuto. Buonasera, grazie. Eccoci qua, allora Aiutare i Bambini è una splendida associazione veramente molto attiva in favore dei diritti dei bambini, della loro salute. L'abbiamo già iniziata a scoprire qui nel nostro salotto di Sette Sera, ma cerchiamo di ricordare bene qual è il cuore di questa associazione. Lo scopo e la missione di questa associazione, lo dice il nome, è quello di aiutare i bambini, ma soprattutto i bambini poveri, ammalati, emarginati, che hanno subito violenza, per dare a questi bambini l'opportunità di una vita migliore e la speranza di una vita dignitosa. Ed è per quello che noi abbiamo avviato questa campagna Cuore di Bimbi, che è proprio legata al fatto di riuscire ad intervenire nel cuore e di ridare vita a molti bambini cardiopatici. Ecco, veniamo subito a questa campagna, si chiama Cuore di Bimbi. Io chiederei subito alla regia di iniziare a preparare il nostro spot per far capire quanto tutti noi possiamo contribuire a regalare un cuore ed una vita felice ai bimbi. Allora vediamo subito il vostro spot. Ci sono messaggi che quando arrivano fanno battere il cuore. È il cuore di 310 bambini affetti da una grave cardiopatia. Con un SMS puoi aiutarci a operarli salvando le loro vite. Dona 2 euro con un SMS oppure 2 o 5 euro chiamando da rete fissa. Fai come me, sostieni il progetto Cuore di Bimbi della Fondazione Aiutare i Bambini. Ascolta il tuo cuore. Dona subito al 45507. Grazie. Eccoci, allora dona subito, allora 2 euro o 5 euro con un semplice SMS o una telefonata da rete fissa al numero 45507 per aiutare i bambini che nel mondo hanno bisogno veramente di noi. Vedrete per tutta la puntata scorrere il numero di telefono al quale dovete assolutamente, mi raccomando, mandare un SMS o telefonare. Allora cerchiamo di capire, questa campagna si parla di cuore, allora si parla di bambini che hanno gravi cardiopatie, cerchiamo di capire che cosa sono queste gravi cardiopatie congenite. Le cardiopatie congenite sono delle malattie che avvengono nella formazione dell'embrione, quindi durante la formazione del cuore ci sono delle alterazioni che provocano queste malattie congenite, quindi i bambini nascono con un'alterazione, con una malattia del cuore. Certo, e quindi a questo punto la prospettiva di un bimbo, la prospettiva di vita di un bimbo che ha questa alterazione qual è? Certo, dipende dal tipo di danno che si crea all'interno del cuore, però le prospettive sono sempre abbastanza povere. Insomma, molti non raggiungono i primi giorni di vita, altri non raggiungono i primi mesi di vita e alcuni bambini arrivano all'infanzia ma in condizioni molto scadenti. Certo, e quindi la loro qualità di vita, a parte che a volte la vita è purtroppo brevissima, ma quando è anche un po' più lunga è una vita sicuramente non paragonabile a quella che vivono tanti nostri bambini. Allora parliamo bene di questo Cuore di Bimbi, questo progetto che portate avanti da anni e che ha veramente un cuore. Lei Presidente, prima di parlarmi dei dati importanti di questa campagna, facciamo subito sentire l'anima di questo progetto raccontando una storia molto toccante di una bimba. È la storia di una bambina eritrea, si chiama Sofia, alla quale hanno chiesto: ma com'è cambiata la tua vita da quando ti hanno operato al cuore? Dice, la mia vita è molto bella perché io parto alla mattina con le mie amiche e arrivo a scuola insieme a loro. E perché? E prima io partivo insieme alle mie amiche, però per strada mi dovevo fermare perché diciamo avevo difficoltà di respirazione. Adesso invece arrivo a scuola con le mie amiche. E quindi è felice di una normalità, di quello che i nostri bimbi riescono a fare, fanno tutti i giorni. Allora cerchiamo di capire, Sofia adesso è felice, ma come lei lo possono essere tantissimi altri bambini, cerchiamo di capire questa problematica delle cardiopatie, quali dati ha, che incidenza ha? Allora, nascono tutti gli anni al mondo circa 1 milione di bambini cardiopatici. Di questi 200.000 vengono operati nei paesi in via di sviluppo, negli Stati Uniti, in Europa,
in Cina, in India, in paesi nei quali esistono queste strutture. Però solo 200.000, 800.000 purtroppo in certi paesi non ci sono le strutture, oppure ci sono strutture che sono in grado di fare interventi di cardiochirurgia per gli adulti, non per i bambini, e conseguentemente questi bambini vivono, come diceva il dottor Marianeschi, una vita piuttosto difficile e molto spesso sono costretti, diciamo, a morire perché il cuore non ce la fa, diciamo, ad andare avanti. Noi dal 2005 ad oggi, gradualmente, con l'aiuto anche di medici volontari, siamo intervenuti sul cuore di 490 bambini e questo è un grande risultato. E con questa campagna vogliamo continuare ad andare avanti. Vogliamo, diciamo, con questa campagna Cuore di Bini, operare al cuore altri 310 bambini. Ecco, allora per farlo è veramente facile, il vostro aiuto è semplice, dovete mandare un SMS o una telefonata al numero 45507. Allora con 2 euro, 5 euro per noi sono veramente niente, si può regalare tanto ad un bambino. Cure mediche di che tipo? Abbiamo capito sono operazioni, il più delle volte operazioni che sulle persone adulte è possibile fare tante volte anche in questi paesi, ma sui piccolini no, perché cosa cambia da un cuore di un adulto a un cuore di un bimbo? Cambiano varie cose. Le cardiopatie congenite si affrontano in maniera differente dalle cardiopatie che colpiscono un adulto, perché sono cardiopatie dette acquisite, cioè l'adulto si ammala invecchiandosi. Le cardiopatie congenite sono cardiopatie che uno ha dalla nascita e quindi vanno affrontate in maniera differente. In certi paesi del mondo non ancora hanno il know-how per affrontare questo tipo di chirurgia e quindi hanno bisogno di aiuto. E gli aiuti possono essere soprattutto di 3 tipi, o operiamo il bambino in Italia, oppure quello che io credo sia il miglior aiuto, quello di andare nel paese e cercare di insegnare ai medici locali come operare questi bambini. E il terzo tipo di aiuto è quello di fornire materiale e aiuti per poter essere autonomi e indipendenti gli ospedali di questi paesi. Certo, benissimo. Allora, queste modalità continueremo a esplorarle tra un po' perché lei, dottore, ci racconterà proprio un paio di queste sue bellissime missioni che ha fatto, che hanno salvato la vita a tanti bimbi. Ma torniamo al nostro progetto Cuori di Bimbi e per farvi capire quanto possa essere importante la vostra azione, voglio semplicemente raccontarvi quello che è successo l'anno scorso. Per esempio, allora, il progetto dura da 5 anni, ma l'anno scorso c'è stato un grande trionfo perché si è raggiunta la quota che si voleva, ma si è anche superata. Allora, che cosa si è realizzato? L'anno scorso, oltre ad aver raggiunto grandi risultati dal punto di vista degli interventi di cardiochirurgia, abbiamo fatto un'altra cosa molto importante. Abbiamo acquistato una macchina cuore-polmone in Cambogia per l'ospedale di Siem Reap per poter operare dei bambini al cuore. Va detto che la macchina cuore-polmone è la macchina che permette di fare circolare il sangue all'esterno e quindi di continuare ad ossigenarlo, mentre i medici intervengono a cuore aperto sul cuore del bambino. Ebbene, la macchina che avevano in questo ospedale si era inceppata parecchie volte e quindi voi capite bene, ecco, in questo momento vedete la macchina nuova, eccola, quella è la macchina nuova che abbiamo comprato. E quindi incepparsi questa macchina vuol dire compromettere chiaramente l'ossigenazione del sangue di questo bambino, sangue che circola poi all'interno di tutto il fisico, quindi anche nel cervello. Con questa macchina nuova, che devo dire appena è arrivata, in pochi giorni l'hanno messa in funzione, oggi sicuramente l'ospedale è in grado di lavorare molto meglio rispetto a prima, non solo, ha così 2 macchine a disposizione. Questo è quello che abbiamo fatto in più, oltre a parecchi interventi sui bambini. Ecco, benissimo. Invece i progetti per quest'anno sono ancora altri, sono veramente importanti, li scopriremo subito dopo la pubblicità, ma adesso vi ricordo che contribuire a salvare la vita ad un bambino è veramente facile. Allora lo vedete scritto in sovraimpressione, donate 2 o 5 euro con un SMS, una telefonata al 45507, potrete salvare la vita di più di 300 bambini, come lo scopriamo subito dopo la pubblicità. A tra poco.